Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, un evento, anzi un'intera settimana di appuntamenti sul tema dell'educazione promossa dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Siamo giunti alla nostra quarta giornata, sempre qui in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte, dall'Aula Magna, dove oggi sono presenti anche i ragazzi della scuola stessa che sono venuti a trovarci, quindi diamo il benvenuto, anche se voi non li vedete, sono con noi qui in sala, i ragazzi della terza A accompagnati dalla professoressa Sara Busato. Quindi ci fa sempre molto piacere testimoniare il legame molto stretto che abbiamo con la scuola in questo festival. Legame molto stretto che oggi si rinforza ulteriormente per la presenza con noi in studio anche di due insegnanti dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I e II. Le presento subito, sono la maestra Cristina De Negri dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II Andrea Zanzotto e precisamente della scuola Pascoli. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a lei di essere qui, e l'insegnante Donatella Collodel dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I Scuola Foscolo, nonché dell'equipe formativa territoriale. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno Grazie a tutti. per essere qui. Ecco, le giornate per l'educazione sono un evento che sta prendendo sempre più corpo grazie a moltissimi contributi di persone esperte da tutta Italia, personaggi veramente autorevoli anche a livello internazionale, e per chi ci ha seguito fino ad ora tutte queste persone stanno contribuendo al nostro tema, ovvero come migliorare il nostro sguardo di educatori nei confronti delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, perché il nostro sguardo di adulti può fare veramente la differenza, e quindi non a caso il titolo di queste giornate è Educhiamoci noi per primi per essere poi educatori migliori. Questo tema lo stiamo affrontando sotto molteplici punti di vista e sfaccettature, abbiamo avuto contributi di formatori, psicologi, scienziati e molto altro, e oggi lo vediamo dal punto di vista dell'approccio didattico, con delle testimonianze dirette da parte degli insegnanti che sono presenti, con l'interesse anche dei ragazzi che sono presenti in sala e con degli esperti che presenterò a breve. Quindi iniziamo il nostro incontro dando la parola alla maestra Cristina De Negri, che ci porterà una testimonianza molto concreta, quindi ci farà vedere che cosa ha realizzato realmente con le sue classi relativamente all'approccio STEAM. Più tardi chiariremo anche che cosa significa questo acronimo, ma ora lo vediamo proprio concretamente grazie al racconto che ci fa Cristina De Negri, a cui lascio la parola. Grazie mille. Grazie dell'invito e grazie anche all'amministrazione che organizza questi bellissimi eventi. Allora, l'attività è iniziata prima della pandemia e continua tuttora con le classi, è iniziata in classe seconda e continua tuttora. Il titolo che è stato dato a questa attività è Albi illustrati, stimoliamo la lettura con le STEAM. Perché? Perché le attività sono partite proprio dalla lettura di libri per ragazzi illustrati, di albi illustrati. E perché partire dalla lettura di libri di albi illustrati per queste attività? Perché innanzitutto questo stimola nei ragazzi la voglia di leggere, di arrivare alla fine della lettura del libro. E poi perché grazie al coinvolgimento della lettura del libro diventa per loro anche più semplice l'acquisizione di certi concetti collegati appunto alle STEAM, quindi comprendere concetti sia scientifici e non solo. Svelo un attimo l'acronimo STEAM: S scienze, T tecnologia, E ingegneria, A arte e M matematica. Cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dalla lettura di alcuni albi. Il primo è stato un libro intitolato Eugenia l'ingegnosa, dove questa bambina doveva costruire dei ponti per collegare le isole. Lei abitava in un'isola, doveva collegarsi con le altre isole. Per cui l'attività che è stata proposta ai ragazzi è stata quella di costruire dei ponti. Sembra una cosa semplice, ma non è una cosa semplice, perché costruire dei ponti per poi farci passare una macchinina, come vediamo qua nelle immagini, richiede comunque un'attività di ingegneria, un pensiero di ingegneria, e per fare in modo che questi ponti reggano. Infatti il ponte, quello sopra fatto a cubi, quello all'inizio non ha retto perché gli mancava il collegamento.
Secondo libro era collegato anche alle celebrazioni per Leonardo da Vinci e si intitolava Lisa Monna Lisa. E qui il percorso è stato svolto con attività di coding con la PETA Bluebot e poi però abbiamo anche costruito sempre con delle cannucce che sono collegate attraverso dei piccoli connettori delle macchine di Leonardo, lì vedete la catapulta. Ecco, una cosa che è stata fatta contemporaneamente alla lettura del libro e alla realizzazione di queste attività è stato quello di creare dei segnalibri con dei codici QR che rimandavano a dei brevi video dove si vedevano appunto i ragazzi che facevano queste attività. Questo voleva essere anche un aiuto per altri bambini che volevano scegliere quel libro o leggere quel libro, potevano prima scansionare il codice e vedere se il contenuto del libro per loro era interessante e quindi poteva essere un libro da leggere per loro. Un'altra attività, e questa invece è stata fatta con Lego We Do, si è partiti dalla lettura del libro La grande invenzione di Bubal e qui questa bambina dell'era primitiva doveva cercare di spostare le sue pecore senza perderne neanche una, quindi qui siamo rientrati con la tecnologia e con l'ingegneria e abbiamo costruito dei robottini che riuscivano a spostare le pecore, che in questo caso non erano dei cubetti di costruzioni, senza perderne nemmeno una, e questo è stato fatto con Lego We Do. Poi ce n'è un altro libro e questi sono tutti rientrati all'interno di un'attività che poi ha partecipato al concorso del Piano Nazionale Scuola Digitale con passaggio della sezione anche a livello provinciale, e questo libro si intitola Ti mangio e qui abbiamo introdotto invece l'utilizzo della programmazione a blocchi con Scratch collegato a Mackie Mackie. Mackie Mackie è una scheda di programmazione dove io posso programmare e dargli degli input, per cui in questo caso vedete dei cubi che avevano costruito i ragazzi, toccando e creando un circuito elettrico chiuso, toccando la parte diciamo così metallica che era una clip di ogni cubo, si ripresentava il mostro del libro, perché questo bambino incontra diversi mostri, si ripresentava il mostro e faceva il verso del mostro. Poi c'è stata la pandemia e ci siamo chiusi, non hanno voluto né i ragazzi né noi non abbiamo voluto interrompere questa attività e il libro letto è stato Rosy Revere, l'ingegnera, e qui abbiamo dato libertà ai ragazzi a casa di sfogarsi e di cercare di costruire anche con materiale di riciclo tutto quello che volevano costruire. Per cui eravamo sotto il periodo di Pasqua, qualcuno si è messo con quello che ha trovato all'interno dell'uovo di Pasqua, la confezione della sorpresa dell'uovo di Pasqua, qualcuno invece ha lavorato con i bicchieri, qualcuno addirittura con l'aiuto dei genitori ha lavorato con legno, chiodi e martelli e quindi ha realizzato varie cose, il carretto, la pecora, eccetera. Finita la pandemia, quando siamo tornati l'anno scorso, abbiamo deciso però di puntare invece di più alla conoscenza del territorio. I bambini erano già più grandi, erano una quarta elementare e quindi questo lo permetteva. Per cui il libro da dove siamo partiti è un libro con l'editore Kellerman, Tiziano il Giovane. Leggendo questo libro, qui c'è stato un lavoro molto più articolato perché i bambini hanno creato sia, sempre con Mackie Mackie, una mappa interattiva della città per vedere dove si trova il dipinto di Tiziano. Ricordiamo che Tiziano Vecellio, una pala del Tiziano, si trova nella chiesa di Serravalle di Vittorio Veneto. Poi hanno lavorato con i tablet per dipingere e colorare la faccia del Tiziano, hanno realizzato un fumetto che poi è stato anche trasformato in video del lavoro del Tiziano. Un'altra scuola di Vittorio ha realizzato un bellissimo fascicolo sulla zona di Serravalle e da qui abbiamo preso spunto per poi produrre un video con l'immagine della pala del Tiziano che vedete nelle slide sotto, la pala che parla. Purtroppo non vi posso far vedere il video adesso qui, però la pala ha un taglio, una bocca, il bambino legge e racconta la storia di questa pala. E per ultimo anche una mappa con Google Map per vedere dove sono i posti dove Tiziano si è recato e ha vissuto. Ultimo lavoro è stato fatto alla fine dello scorso anno scolastico, in quello che è stata chiamata la scuola d'estate, e qui, per riprendere un attimo anche i concetti matematici e non solo, siamo partiti da un libro intitolato Matematica da paura e abbiamo lavorato sia a livello manuale, costruendo quello che abbiamo chiamato l'albero di Pitagora, perché riprende il teorema di Pitagora,
Oppure con SEMlab, che sono dei blocchi collegati via wireless elettronici, che sono programmabili, e siccome in questo libro scappavano i ragni dal castello del conte Calcula, loro hanno creato i ragni e li hanno fatti scappare per tutto il salone della scuola, programmandoli appunto con questa programmazione. Questa è un po' attività che ha voluto soprattutto far diventare partecipi i ragazzi, e loro hanno praticamente si sono messi in gioco, hanno provato, hanno sbagliato, ma hanno riprovato e sono riusciti a realizzare comunque delle cose piacevoli anche per loro, per rendere la scuola piacevole. Grazie mille all'insegnante Cristina De Negri, la scuola piacevole, stimolante, coinvolgente, divertente, esperienziale, compreso l'errore, perché l'errore ci serve per fare esperienza. Infatti in quello della Lego We Do c'è stato un errore, il motorino è stato montato all'incontrario, per cui il robottino andava in avanti invece che indietro, per cui si attorcigliava la catena. A quel punto un insegnante si era un attimo, oddio, dobbiamo rismontare tutto, rifare tutto. I bambini molto più ingegnosi, tra virgolette, hanno detto no, giriamo, facciamo andare il motore in senso antiorario invece che orario, infatti ha funzionato. Quindi l'errore porta anche poi a trovare delle soluzioni. Nuove scoperte. Bene, grazie mille, veramente interessante, curioso e coinvolgente. Ecco, questo approccio di cui tutti voi spettatori avete visto un'applicazione concreta ha una teoria di riferimento molto solida, di cui oggi ci parlano due esperti e due amici di questo festival che vado a presentare e che a breve vedrete insieme a me, che sono Sandra Rainero, studiosa ed esperta di gestione di progetti internazionali sul capitale umano, e Amerigo Zanetti, educatore, insegnante e project manager di progetti internazionali. Benvenuti Sandra e Amerigo, grazie per essere qui, siamo molto contenti di avervi qui per testimoniare la vostra profonda conoscenza di questo tipo di progetti e spiegarcela anche nei suoi fondamenti teorici. Quindi io vi lascio immediatamente la parola per il vostro intervento. Grazie mille. Grazie Marco. Prima di lasciare la parola ad Amerigo, che poi introdurrà un po' il progetto, volevo dire solo una cosa, no? Come mi hai presentato, molto spesso è difficile spiegare cosa facciamo, allora per l'estrema semplificazione di quello che faccio dico sempre, e mi scuso con Cristina, con le altre maestre, che faccio la maestra. In realtà faccio altro, però alla fine dei conti è un po' questo che mi caratterizza. Quindi io adesso condividerò con voi, grazie per averci invitato, condivido con voi le slide e lascio la parola ad Amerigo. Grazie mille, grazie, buongiorno a tutte e tutti. Direi che il modo migliore per parlare dell'approccio STEM è stato proprio quello di partire da degli esempi, quindi ringrazio Cristina De Negri, e in più in particolare oggi, oltre ad approfondire questo approccio, avremo anche in realtà una proposta per chi ci ascolta, collegata ad un progetto che proprio stiamo seguendo in questo momento. In questo momento stiamo seguendo infatti un progetto europeo che si chiama Dartford City, Developing and Improving Arts and Creativity for the Cities of Tomorrow, quindi con l'obiettivo proprio di stimolare la creatività per pensare e ripensare il futuro, e che vede, oltre a noi di Alter Evo, IAM Progettazione, come partner la Fondazione Stefan Zavrel di Sarmede e capofila l'Università Cardinale Herrera, che si trova in Spagna, e un altro partner cipriota, Matisis. Insieme infatti stiamo approfondendo una metodologia per applicare nei diversi curricula europei l'approccio STEM, e all'interno di questo progetto anche una parte è proprio dedicata alla realizzazione concreta di progetti. Come già abbiamo visto, lo STEM è un approccio, quindi non tanto non parte tanto dal desiderio di stimolare le tecnologie, ma proprio di integrarle, e in particolare di vedere tutte quelle possibilità che ci sono nelle arti, intese anche estese
intesi a livello disciplinare come anche le discipline umanistiche, nella realizzazione quindi di progetti che vadano ad ampliare le competenze degli studenti, ma anche degli insegnanti, negli ambiti della tecnologia, della scienza, della matematica e dell'ingegneria. Come obiettivi specifici, grazie Sandra, sì. Allora, questo progetto ha, come ho già detto, intanto l'obiettivo di analizzare i curricula di diversi paesi per determinare aree di opportunità per i progetti STEM. Ogni paese ovviamente ha sistemi diversi con indicazioni oppure curricula ben specifici e quindi ci stiamo dedicati nella prima parte del progetto a questa analisi. E successivamente un altro aspetto è proprio quello di sviluppare e testare progetti in ambiti reali connessi a queste aree di opportunità individuate nei vari paesi. E poi, come altro obiettivo, ovviamente c'è quello di promuovere l'adattamento di sistemi educativi alle attuali sfide sociali. Ovviamente i contesti scolastici sono diversi, anche solo in Italia, se pensiamo alla scuola primaria e alla scuola secondaria, ma l'idea è che attraverso la promozione di progetti STEM si riesca proprio a far emergere dai ragazzi, dagli studenti stessi, delle idee creative per affrontare il futuro e i cambiamenti sociali che stiamo vivendo. Poi un altro obiettivo ovviamente è anche promuovere l'inclusione sociale, perché questi tipi di progetti permettono la valorizzazione delle diverse competenze e delle peculiarità dei ragazzi che lavorando insieme ovviamente possono aiutarsi, ognuno con le proprie specificità, e quindi sicuramente questi progetti aiutano anche tutti i ragazzi che magari con un approccio tradizionale a volte rimangono un po' a margine delle attività scolastiche. Poi un altro punto ovviamente importantissimo è anche quello di migliorare le competenze di formatori ed educatori, perché ovviamente non tutti sono esperti, diciamo, i nativi digitali non siamo noi, e quindi è anche una grandissima occasione per approfondire, per sperimentare insieme. E infine l'obiettivo ovviamente più ambizioso è quello, anche attraverso questo progetto, in qualche modo di influenzare le politiche educative dei vari paesi e i vari curricula. Bene, allora adesso questa era un po' la presentazione del contesto del progetto, e lascio pure la parola a Sandra per approfondire più nello specifico invece proprio le tematiche e l'approccio. Grazie Amerigo. Allora, innanzitutto prima di passare a descrivervi un po' come è stato costruito questo progetto, da dove nasce dalla volontà di codificare un po' un metodo molto generico, ovviamente, perché nell'essere generico può essere adattabile ai diversi contesti scolastici educativi, che appunto nasce a Valencia in Spagna da parte di questa università, che è un'università che in realtà offre programmi tecnici, ok? Ma prima di parlare volevo ancora dire un paio di parole sullo STEAM, quindi sulle scienze, la tecnologia, l'ingegneria, l'arte, la matematica, e tornando un po' a quello che diceva la maestra Cristina prima, un aspetto molto importante, perché oltre alle STEAM esiste lo STREAM, no? O lo STREAM, come dicono gli inglesi. La R sta proprio per reading, e quindi mi ha molto colpito che l'esperienza di Vittorio sia partita proprio con questo approccio in cui la lettura è il punto di partenza, perché poi la lettura dà diciamo, grande slancio all'immaginazione e alla creatività. Quindi era solo per darvi una nozione in più rispetto a questo approccio. Allora, come dicevo, questa università spagnola si è chiesta come è possibile creare un metodo, quindi dei passaggi, un processo per, diciamo, far convergere quelle che sono le materie disciplinari verticali in un approccio STEAM, dove le materie tecniche e le materie
artistiche, ma in senso molto lato, lavorano insieme per appunto l'educazione dei bambini, dei ragazzi, delle ragazze e delle bambine, ma anche poi soprattutto, siccome la verticalità aumenta nelle classi dopo la scuola primaria, sostanzialmente creare queste connessioni. Allora vi spiegherò in maniera molto semplice, tanto per dirvi come è stato approcciato e poi anche come noi, come Alter Evo, abbiamo cercato di fare la stessa analisi, fare gli stessi processi per diciamo vedere quanto compatibile l'approccio STEAM sia con il sistema scolastico del primo ciclo sostanzialmente. Allora, partiamo da cosa hanno fatto gli spagnoli. Quindi il primo passo che è stato fatto è stata un'analisi molto, diciamo, dettagliata di quelle che sono le competenze STEAM, quindi della scienza, matematica, l'ingegneria, l'arte e la tecnologia, sul curriculum spagnolo del primo ciclo. Il curriculum spagnolo, diversamente da quella che poi, e ne parlerò poi in seguito, il lavoro che abbiamo fatto noi, è molto diverso, nel senso che dettaglia moltissimo quelli che sono i programmi. Quindi è stato fatto, adesso non starò a spiegare le tabelle perché è inutile, però è solo per darvi l'idea di una ricerca scientifica che è stata fatta. Sono stati trovati sostanzialmente all'interno del curriculum spagnolo quelle che sono gli argomenti, le competenze che nei curriculum esistono, sia dal punto di vista delle classiche materie STEM che le materie A, quindi le materie STEAM, che altre materie o discipline che non rientrano in questo gruppo. Quindi sono state identificate queste perché l'approccio è: mettiamole insieme, quindi costruiamo all'interno del curriculum dei percorsi che abbiamo visto molto bene con la maestra Cristina, sono dei percorsi che sono interdisciplinari, ok? E che in qualche modo possono essere inseriti nei programmi scolastici, quindi che non sono delle cose che facciamo extra, ma fanno parte proprio del percorso educativo. Il secondo step, dopo questa grande analisi che è stata fatta appunto su quelle che sono le indicazioni molto più specifiche rispetto alle nostre italiane del curriculum spagnolo, è stata quella di trovare dei cluster, quindi di classificare tutte queste diciamo programmi, competenze e argomenti disciplinari in aree tematiche, ok? Per dare un po' diciamo un senso più ampio, no? Quindi creare dei concetti chiave su cui poi sia le scienze che le altre discipline si possono riconoscere. Qui un esempio, per esempio, sull'area tematica della sostenibilità. La sostenibilità sappiamo che è sicuramente un concetto importantissimo, ne parliamo ogni giorno con il tema dei cambiamenti climatici, di tutto quello che ci sta dietro, che non è solo ovviamente economica, ma è anche sociale e anche culturale. E quindi sono state fatte quindi delle classificazioni all'interno di macro aree. Perché? Perché le macro aree in qualche modo offrono l'indicazione per quelli che possono essere dei temi su cui si possono sviluppare appunto questi progetti interdisciplinari. All'interno delle aree tematiche poi cosa succede? Succede una cosa che è molto umanistica di per sé. Quindi sì, le STEAM però sono approcciate con un approccio, chiamiamolo così, umanistico, perché umanistico significa anche trovare le connessioni.
All'interno delle aree tematiche poi sono state cercate fra ogni singola descrizione, per esempio la ricerca scientifica, piuttosto che la salute, piuttosto che il corpo umano, eccetera, quanto ognuno di questi argomenti all'interno delle aree tematiche sono connessi, o quanto è connesso ogni argomento con gli altri argomenti all'interno, diciamo, della macro categoria, per esempio, delle scienze. Questi argomenti sono sia teoria che pratica, chiamiamolo così. Gli argomenti che fra di loro trovano più connessioni, quindi che si possono fra di loro mergere, quindi mettere insieme, diventano poi quegli argomenti che sono delle opportunità per fare degli esperimenti, per creare dei percorsi STEAM all'interno del curriculum. Vi sto dicendo questo perché è interessante, perché io immagino che in maniera non così strutturata il racconto della maestra abbia in qualche modo seguito questo tipo di ragionamento. Quindi stiamo andando proprio dalla pratica alla teoria, però forse così avete visto la cosa finale, quello che ne esce in maniera pratica in aula, nella classe, e adesso stiamo cercando di darvi un po' l'approccio metodologico. L'ultimo step, quindi l'ultimo passo, l'ultima fase, è quella di, adesso qua lo vedete come questo circolo, questo cerchio, questi cerchi concentrici, dove tutte le materie, ogni colore rappresenta una disciplina o più discipline nel caso delle arti, rappresenta l'opportunità nel cerchio interno, quello che vedete nel grigio scuro, sostanzialmente sono messe insieme quelle aree tematiche che hanno più connessioni e che quindi potrebbero essere le aree su cui costruire un progetto STEAM all'interno proprio del curriculum, perché sono coerenti con il programma educativo e fra di loro connesse. L'ultima parte dell'esperienza spagnola è stata proprio la validazione del metodo, quindi è stato fatto un po' a tavolino questa prima parte, programmiamo, disegniamo un percorso STEAM all'interno della scuola sostanzialmente. Il progetto che loro hanno sviluppato si chiama La città sostenibile, ovviamente abbiamo visto è compatibile e coerente con ogni priorità sia globale che educativa, ed è stata testata con le classi quarti e quinte della primaria. Loro hanno sei classi, diciamo, nella primaria, perché sono strutturati diversamente da noi, però insomma i bambini quarta, quinta primaria e noi diremmo della prima media hanno partecipato alla sperimentazione di un percorso appunto che si chiama città sostenibile, che qui non guardate tanto la tabella, è costituito da, ve la racconterò un po' dopo, da approcci e metodi disciplinari e, scusate, didattici, educativi molto partecipativi, ok? Però sia con parti individuali che con parti di gruppo. Passerò oggi adesso invece a dire che cosa abbiamo fatto noi, com'è che abbiamo applicato questo metodo generico al contesto del curriculum italiano. Allora, il curriculum italiano in realtà non esiste, voi lo sapete meglio di me, esistono delle indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia del primo ciclo di istruzione, che è il decreto ministeriale 254 del 2012, poi nel 2018 sono uscite ulteriori
indicazioni, ma diciamo che questo è un po' il testo madre su cui l'attuale scuola appunto dall'infanzia al primo ciclo di istruzione si basa. Quando abbiamo letto sia le premesse sia poi i contenuti delle indicazioni nazionali, abbiamo fatto yuhu, bene, la nostra scuola è già STEAM, perché come sono costruite quelle che sono le indicazioni nazionali con la creazione di curricula a parte delle scuole, la parte interdisciplinare, eccetera, eccetera, sembrava fatta a pennello per applicare e quindi con molta facilità quello che è l'approccio STEAM, tanto che la suddivisione in materie scolastiche praticamente come è costruita dalle indicazioni nazionali abbiamo sicuramente le materie STEM, quindi quelle tecniche tecnologiche, le scienze, la matematica, eccetera, e tutto il resto, dall'italiano alle immagini, alla musica, eccetera, fa parte di quella che è la descrizione della famosa A, no? Che non è solo le arti in senso classico, quindi le arti nobili, dalla creatività dalla scultura, alla pittura, alla musica, eccetera, ma anche per esempio l'utilizzo del corpo, quindi del movimento, eccetera. Quindi la nostra prima diciamo, reazione allo studio è stata questa: oh, che bello, da noi sarà molto più facile. E poi invece ovviamente ci siamo un po' scontrati con quella che è la realtà del sistema italiano. È vero che ci sono queste indicazioni generali, ma la realtà è che buona parte della responsabilità viene lasciata giustamente all'autonomia scolastica e che quindi il creare questo tipo di percorsi all'interno della scuola, sempre con maggiore difficoltà più andiamo avanti con i cicli, dipende molto dalla scuola stessa, dagli insegnanti singoli. Perché? Perché comunque abbiamo dei programmi, abbiamo dei libri di testo, cosa che cambia da scuola a scuola, per cui per noi non era possibile analizzare poi a questo livello, e l'aumentare della verticalità, no? Quindi sappiamo che si passa dalle scuole della primaria, dove ci sono 3 maestre principali, alla secondaria inferiore, dove si arriva a 11 insegnanti. Quindi questo ci ha fatto capire che è possibile, ma dipende molto dalle scuole. Per dare anche qui un po' di attaccare alla pratica la teoria, quando parliamo di STEAM, ok? Parliamo di metodi didattici che sono diversi da quelli classici, diciamo, d'aula, quindi l'insegnante. Ecco, parliamo allora qui, mi piace molto quando Marco parla di educazione piuttosto che di istruzione, no? Perché educare significa estrarre, no? Portare fuori. È quello che noi dobbiamo fare con i ragazzi, piuttosto che istruire, cioè mettere dentro. Un po' si mette dentro, ma se vuol dire un vaso quando è pieno, vuol dire che per metterci dentro altra roba devono uscirne fuori da qualche, insomma, lo sapete bene, è una regola. Allora, John Dewey diceva: se insegniamo agli studenti di oggi come si insegnava ieri, li derubiamo del nostro futuro. Che cosa significa? Non significa mettere in discussione il ruolo dell'educazione e il ruolo degli educatori, significa che nel giorno d'oggi, nella complessità di oggi, è necessario trovare dei mezzi, delle modalità educative che sono adatte alla complessità e alla diversità della nostra società sostanzialmente. Quindi, come avete visto nella pratica, volevo solo fare un po' un excursus su quelle che sono le parole chiave, i concetti chiave dell'approccio metodologico STEAM, ma non solo STEAM, perché STEAM in realtà, voglio dire, è quasi una mega categoria, una metacategoria
al cui interno si utilizzano strumenti e metodologie, approcci didattici educativi che possono essere anche applicati in qualsiasi tipo di educazione, formale e non formale, informale. Ok? Quindi queste parole chiave in realtà fanno sì riferimento all'approccio STEAM, ma più in generale a un approccio educativo, diciamo, del XXI secolo. Allora, la prima ve l'ho già detta, no? Che è l'educazione, quindi il tirar fuori, la maieutica. Quindi l'approccio è che non dobbiamo solo buttare dentro nelle testoline dei nostri ragazzi delle nozioni, ma dobbiamo tirar fuori da loro non tanto le nozioni che magari ce le hanno limitate, ma l'interpretazione critica di queste nozioni. Questo perché il perché è sempre più importante del cosa, ok? E faccio sempre l'esempio, no? Perché dobbiamo studiare le guerre puniche, ok? Allora io dico sempre, forse perché finalmente scopriremo chi sono sti puni. Perché ci sono dei perché, ci sono delle motivazioni per cui è importante studiare le guerre puniche, però dobbiamo domandarci quali sono, ok? Quindi trovare queste connessioni con il mondo. Quindi il secondo concetto è appunto la interdisciplinarietà, multidisciplinarietà, infradisciplinarietà, ci sono tanti modi per dire questa cosa, ma di nuovo anche questo è un concetto molto umanistico, che non esiste la matematica di per sé o la fisica di per sé, ok? Tutte queste cose raggiungono, hanno un significato sia per chi le insegna che chi per le apprende, perché sono fra di loro connesse, ok? Quindi l'approccio interdisciplinare è fondamentale. Il terzo approccio, che è quello propriamente STEAM, è quello della fusione fra le competenze tecniche e le competenze umane. Ok? La tecnologia, nell'etimologia, la tecne, ok, originale, è l'arte di saper fare qualcosa. Quindi la tecnologia è sempre funzionale alla vita, per cui le competenze umane, che sono quelle dell'applicazione, della creatività, del pensiero critico, della risoluzione dei problemi, della collaborazione, che sono le competenze umane, che sono le uniche ancora che abbiamo per non farci travolgere poi dalla tecnologia, per non essere vittime della tecnologia, sono quelle che si devono mettere, sono più difficili in un certo senso da insegnare, non si possono insegnare, si possono solo applicare, mentre le competenze tecniche sono importantissime perché nella nostra società ovviamente senza tecnologia, senza gestione, senza cavalcare la tecnologia, non riusciamo neanche a essere cittadini, ok? Diventano comunque sempre funzionali. Quindi questa fusione avviene in questo senso, dove la tecnica, l'arte diventa funzionale alla vita. Collaborazione e connessione, di questo ve l'ho già detto, ma anche qui la collaborazione. C'è molto accento sui metodi educativi di collaborazione, in primis fra docenti, perché se lavoriamo su percorsi interdisciplinari, ovviamente, e su questo molto spesso ci si scontra, perché non è che la collaborazione è una dote innata dei docenti, ok? Ma anche e soprattutto all'interno dei percorsi fra studenti, quindi con approcci per esempio alla pari, peer learning, eccetera, eccetera, e le connessioni, il dare un significato a quello che facciamo a scuola una volta che usciamo da scuola, ok? Quindi le famose guerre puniche. Diciamo un'altra parola chiave è quella dell'agire, no? Gli inglesi la chiamano agency. L'agire significa avere la possibilità di cambiare attraverso il proprio agire, ok? Abbiamo visto anche dall'esempio della maestra quanto i bambini effettivamente agiscono, perché sono loro che costruiscono, ovviamente con il supporto, con l'accompagnamento della maestra, sono loro che costruiscono queste cose.
E questo è molto legato ovviamente al coinvolgimento attivo, quindi non è che io vi insegno, voi prendete appunti, fate i compiti, ma insieme, ok, siete coinvolti in maniera attiva, con un ruolo attivo al percorso. Ok, volevo finire questa parte perché è la parte della A che a me sta molto a cuore, con una frase di Ken Robinson, che è un esperto mondiale, insomma, possiamo dire non solo sulle STEM, ma sul nuovo approccio educativo del nostro millennio, che dice: le comunità umane dipendono da una diversità di talenti, e tutta questa diversità di talenti deve essere valorizzata anche all'interno della classe, come diceva prima Amerigo. È il gruppo che insieme crea delle cose, quindi non solo da una concezione di abilità che è molto legata a un sistema diciamo fordiano della scuola, in cui la scuola è come una fabbrica, ok? Si imparano a pezzetti, ad età, eccetera, eccetera. Volevo finire qui dicendo che le STEM non sono niente di nuovo, ok? Il maggiore esponente mondiale è capitato che fosse pure un italiano, insomma Leonardo da Vinci, sicuramente nella sua vita ha applicato questi concetti della STEM proprio come approccio di vita, quindi alla fine ritornano, ci sono i cicli vari. Ok? Questo lo posso andare avanti, lascio ad Amerigo ora la parola, eventualmente torniamo dietro, poi lasciamo un po' di spazio per le parole, per le domande. D'accordo, grazie Sandra. Ecco, qui vedete che parliamo di educazione civica perché un'idea o una proposta, visto che, come vi abbiamo detto all'inizio, non solo volevamo parlarvi di questo approccio, ma anche proporre qualcosa a chi è interessato. Come dicevo, l'idea di collegare l'educazione civica alle STEM è emersa anche di recente quando ci siamo ritrovati con i partner spagnoli, italiani, ciprioti del progetto Art for City, perché di recente è rientrata insomma come disciplina, ma come disciplina trasversale, che non è in carico ad un singolo docente, ma diciamo a tutto il gruppo di insegnanti a qualsiasi livello e soprattutto in modo anche verticale, cioè a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Quindi l'idea era quello proprio anche di pensare a dei progetti, ovviamente lasciando insomma, la libertà di pensare anche ad altre cose, ma di individuare proprio delle idee, delle aree di opportunità, un po' applicando il metodo raccontato da Sandra, che è stato fatto a partire dal curriculum spagnolo, e di creare, di individuare proprio delle aree di opportunità all'interno di quelli che sono gli assi portanti indicati dal Ministero per l'educazione civica, che qui sommariamente sono descritti come Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale, ma che al loro interno hanno veramente molte tematiche che già così, fin da subito, appaiono trasversali, no? nella loro concezione. Sandra, se puoi, vai pure avanti, ti ringrazio. E quindi l'aspetto importante proprio dell'inserimento, e questo si trova nelle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, è proprio la trasversalità, quindi un superamento, diciamo, dei canoni della tradizionale disciplina, questa matrice valoriale trasversale, l'eliminazione o comunque una possibilità di evitare semplici aggregazioni di contenuti e quindi lo sviluppo di processi di interconnessione tra i vari saperi disciplinari. Questo è ciò che viene scritto ovviamente nelle linee guida. Poi, come abbiamo discusso, una questione anche, tra virgolette, spinosa è
l'applicazione e la valutazione di questi percorsi, perché ovviamente nella scuola primaria sicuramente già, e lo abbiamo già visto con la maestra, questi progetti vengono fatti con molta frequenza, e mano a mano che si sale d'età la frequenza, diciamo, diminuisce, perché effettivamente la struttura scolastica diventa un po' più rigida ed diventa più complesso riuscire a creare, ideare dei progetti trasversali. Ecco, passando avanti, ho preso ad esempio quelle che sono, diciamo, le indicazioni, no, dell'ambito cosiddetto sviluppo sostenibile tra questi tre, diciamo, queste tre aree dell'educazione civica, così come è stata inserita nella programmazione. E ovviamente sicuramente un po' in tutte le scuole si è parlato, si sta parlando, si stanno facendo progetti legati all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma come vedete si parla di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi, quindi sono tutte tematiche che si prestano in modo molto naturale alla creazione di progetti interdisciplinari, quindi che riescano a coniugare intrinsecamente, senza nessuno sforzo, diverse discipline. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, una proposta, una base da cui partire. Poi a livello più operativo, l'idea è quella di partire. Sì, di partire in un modo insieme, ma proprio per comprendere un po' meglio, ritorniamo all'esempio di prima. Adesso Sandra vi parla proprio di questo progetto spagnolo e dopo vi spieghiamo. Sì, velocissimamente vi dico solo un po' nei dettagli quello che è uscito dal percorso spagnolo, che è questo progetto della città sostenibile. Per darvi proprio un esempio pratico, un po' come ha fatto la maestra all'inizio, si è concretizzato tutta questa analisi e poi il design del percorso in 18 sessioni di 50 minuti, con una sessione iniziale, il test ingresso, proprio perché ovviamente all'interno del sistema scolastico abbiamo il sistema di valutazione delle competenze, eccetera, eccetera, però questo è stato poi testato e implementato appunto nelle classi che vi dicevo, quarta, quinta e sesta classe. Le tre fasi sono state quelle di presentazione e quindi anche poi di quasi decisione insieme ai ragazzi del percorso specifico, quindi delle soluzioni che sono state fatte, l'implementazione e poi alla fine una cosa sempre molto importante, scusate, la presentazione dei risultati. Questo è un aspetto fondamentale, perché anche quello che ci ha fatto vedere la maestra significa che tutto questo percorso di apprendimento risulta in qualcosa di concreto. Questo è un aspetto grandissimo, importante per i ragazzi. È stato fatto appunto attraverso delle sessioni di gruppo, ma anche, fra virgolette, dei compiti individuali. Perfetto, benissimo. Quindi a partire anche da questo esempio, l'idea era dire, ok, come arriviamo? Già per alcuni insegnanti nella pratica didattica emergono naturalmente delle idee che vengono fatte, sono già state portate avanti, come abbiamo visto. L'idea però era anche quella di analizzare in senso più ampio, quindi non solo già tematiche che sono state sviluppate nella pratica didattica, ma riuscire ad fare un'analisi più ampia, e quindi l'idea era di partire insieme con dei laboratori di design thinking, proprio per individuare all'interno proprio di tutto quello che è il programma o del curriculum delle aree di opportunità collegate
dei bisogni specifici e poi individuando quelle che sono le metodologie e gli strumenti necessari per poterle sviluppare, fino alla prototipazione di idee progettuali che poi verranno testate direttamente con gli alunni e con gli studenti. Quindi questa era anche la proposta con cui noi volevamo arrivare, oltre a presentare questo tipo di approccio. E poi nello specifico, Sandra vai pure avanti, scusatemi, qui si è un po' sballata, diciamo, l'impostazione della pagina, mi scuso. Essenzialmente quello che volevamo, per chi è interessato, di in pratica manifestare il proprio interesse entro la fine di questo mese, per poi formalizzare il percorso entro la fine di novembre, consapevole del fatto che comunque ci voglia del tempo, nel senso, per chi è interessato, insomma, ci sono tutte le varie procedure interne alle scuole per poter poi riuscire ad implementare dei progetti, ed insieme poi, quindi dalla fine di novembre, generare queste idee progettuali, quindi individuare le aree di opportunità e proprio creare dei prototipi, delle idee, dei progetti che potremo realizzare per la fine dell'anno scolastico, o in caso, insomma, di impossibilità per quest'anno, nell'anno successivo. Per fare questo, insomma, noi vi lasciamo anche quelli che sono i nostri contatti, e se siete poi curiosi, anche il sito del progetto che è stato appena lanciato, dove poi verranno caricati materiali e le varie attività del progetto, che ufficialmente si concluderà poi nella primavera del 2023. Ecco, quindi questa era un po' anche la nostra proposta, e ovviamente poi, se ci sono domande, siamo pronti a rispondere. Grazie. Grazie a voi, quindi non solamente l'illustrazione di tutto il valore metodologico e dell'approccio che c'è a monte, e delle possibilità a livello addirittura internazionale che questo metodo propone, ma anche un'offerta concreta ci state dando, giusto Amerigo? Ecco, quindi ci piace moltissimo in questo incontro, questo continuo dialogo tra il piano metodologico, teorico, che voi ci avete ampiamente illustrato, quindi anche le ricerche scientifiche che stanno alle spalle di quanto ci avete raccontato, e la possibilità di applicarlo con ciò che tu adesso hai offerto anche come possibilità concreta a chi ci ascolta, e poi con le testimonianze che avete più volte citato delle nostre maestre presenti in studio, Cristina De Negri, che ci ha già raccontato, e poi le daremo nuovamente la parola, e Donatella Collodel, che ora a sua volta ci illustrerà l'applicazione concreta che ha realizzato presso la scuola Ugo Foscolo dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I. Ecco, quindi lascio la parola anche a lei ora per una testimonianza su quanto viene già fatto, e poi instaureremo nuovamente il dialogo con voi, appunto, per questo doppio livello che sta caratterizzando il nostro incontro. Prego maestra. Grazie, io sono qui proprio per presentare l'esperienza del mio istituto, l'Istituto Comprensivo I di Vittorio Veneto. E noi come istituto è da molti anni che stiamo svolgendo dei percorsi di robotica educativa all'interno delle classi, all'inizio come in attività extracurricolari, adesso invece tutti questi percorsi, come diceva prima la dottoressa Reinero, sono inseriti all'interno del curricolo, e sono percorsi proprio che diventano didattica, una metodologia didattica innovativa, effettuata anche in modalità trasversale, come diceva prima. Il percorso che io volevo farvi così illustrare, che volevo illustrarvi oggi, è un percorso in cui viene applicata una metodologia, la metodologia didattica del project learning, in cui agli studenti viene dato un problema, devono andare a risolvere un problema attraverso un progetto, nella realizzazione di un progetto, e questo lo fanno in modalità collaborativa, quindi abbiamo il cooperative learning e anche l'apprendimento tra pari, perché ci sono gruppi di studenti eterogenei che lavorano insieme. Volevo solo sottolineare che questa
che questi percorsi vengono effettuati all'interno di tutte delle nostre classi della scuola primaria e iniziano anche alla scuola dell'infanzia, perché nella scuola dell'infanzia vengono effettuati delle attività di coding che sono molto importanti, perché sin da piccoli i bambini sono abituati a sviluppare un processo cognitivo che gli aiuterà poi a risolvere i problemi in maniera molto più immediata, perché avendo già acquisito delle capacità, delle abilità, possono anche subito trovare le strategie più opportune per risolvere dei problemi simili. Allora, questo percorso appunto è stato fatto all'inizio di quest'anno scolastico e coinvolgeva gli studenti della classe quinta, delle classi quinte delle nostre scuole, che poi avrebbero iniziato la scuola secondaria di primo grado. All'inizio abbiamo usato come robottini i Lego Guidù 2.0 e il primo approccio è stato quello appunto di insegnare agli alunni quali erano le modalità di programmare questi robottini, come venivano programmati, come venivano utilizzati i sensori. E poi invece abbiamo appunto applicato in modo che ci fossero già delle preconoscenze da cui loro potevano partire, e poi abbiamo appunto applicato la metodologia del project learning. Dopo che loro erano diventati abili nella costruzione, nella programmazione base, abbiamo chiesto ai gruppi di andare a progettare un rover che avrebbe dovuto poi andare a esplorare lo spazio, e quindi ogni gruppo ha progettato un suo prototipo di rover che doveva svolgere una determinata funzionalità. E in questo caso c'è stato appunto volevo sottolineare il fatto che il docente in questa metodologia non ha soltanto un ruolo di supporto e di guida, e tutto avviene attraverso una costruzione dello studente del proprio apprendimento, che parte delle preconoscenze che lui già ha acquisito, e poi attraverso questa motivazione intrinseca che viene di solito scaturita da questa voglia della scoperta che è innata in ciascuno di noi, ed anche supportata dal lavoro degli altri, dei suoi pari, quindi arriva al risultato. E i risultati sono appunto tutti questi prototipi che noi vediamo in queste immagini. Ogni gruppo ha realizzato il suo prototipo e dopo lo ha personalizzato. Bene, quindi motivazione intrinseca e anche cooperative learning. Molte delle cose che stiamo ascoltando sono un'applicazione pratica anche dei principi che abbiamo sentito nominare da eminenti studiosi nei giorni scorsi, e quindi è veramente molto interessante vedere come ci sia un'applicazione concreta. Compare a proposito l'immagine di Sandra, perché Sandra prima ha citato l'approccio maieutico. Ecco, è molto interessante come filo conduttore del nostro festival è questo concetto proprio dell'agire sulla creazione di un contesto esperienziale dove, come ha detto molto bene la maestra poco fa, l'insegnante non è insegnante, cioè non è qualcuno che inserisce dei contenuti, ma qualcuno che facilita i processi, che poi fioriscono da sé appunto con la motivazione intrinseca. L'ha citato molto chiaramente prima Sandra, e quindi le chiederei una sottolineatura su questo aspetto metodologico che fa da sfondo a quanto ci state raccontando. Ma Marco, se hai detto che ci sono stati illustri esperti, io non vorrei fare brutta figura, però una cosa che voglio dire è fondamentale, secondo me è importante, molto semplice, è che al giorno d'oggi la conoscenza è diffusa. Ok, non esiste più il ruolo dell'insegnante come detentore o detentrice assoluto della conoscenza, perché i ragazzi oggi fra smartphone, fra varie cose, trovano la conoscenza
voglio dire, più o meno affidabile dappertutto. Per cui il ruolo dell'insegnante all'interno di questa complessità, proprio creare delle linee di interpretazione, fornire i ragazzi con la capacità di interpretare la complessità che ci circonda e quindi di facilitare attraverso l'interazione, attraverso le potenzialità anche non espresse dei ragazzi stessi, come dicevano le maestre, loro hanno già delle esperienze che non sono scolastiche ma che possono applicare a scuola e diventa fondamentale. Quindi questa trasformazione del ruolo dell'insegnante, del docente fa sì che la scuola comunque riesca a mantenere un ruolo centrale, perché pian piano lo sta perdendo, si sta erodendo, no? Cioè tutto viene messo in discussione e la scuola è importante perché deve mantenere questo ruolo centrale nell'educazione e dello sviluppo dei ragazzi, per cui da questo punto di vista la trasformazione dell'insegnante io vi dico, da dietro la cattedra in parte al gruppo che li facilita, che li aiuta nella comprensione del mondo, è fondamentale. Certamente, quindi anche questa è un'ulteriore occasione di rinforzo per il nostro messaggio. Educhiamoci noi adulti, cominciamo a rivedere il nostro ruolo, a cambiare anche prospettiva, a cambiare paradigma. Non più i detentori di un sapere, coloro che dall'alto in basso inseriscono contenuti, ma facilitatori dei processi di apprendimento e quindi in ogni senso educatori. Questo è un messaggio che mi premeva rinforzare, tu l'hai fatto molto bene, come tutti gli altri eminenti, compresa te, esperti che ci stanno accompagnando in questo percorso, perché la cosa interessante è che nonostante gli approcci siano differenti, abbiamo citato poco in apertura il fatto che in queste giornate stiano intervenendo esperti di diverse discipline, ma in realtà tutte convergono in questi concetti, cioè l'adulto come facilitatore di processi che cambia lo sguardo nei confronti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, e che questo sguardo facilita proprio la crescita, il benessere e anche, come stiamo dimostrando, l'apprendimento. Perché è vero che, ecco, non so se la sentiate la campanella, ma ci fa piacere che si senta, se si sente, perché è vero che il mondo è pieno di informazioni e quindi non è l'aggiunta di nuove informazioni il ruolo che noi dobbiamo assumere. Ecco, le testimonianze delle maestre ci stanno rinforzando in questo senso. Prima di dare nuovamente la parola alle maestre e magari per facilitare anche lo scambio con voi, c'è una domanda dai ragazzi che sono presenti in sala che chiedono di rispiegare il nome STEAM e quindi di dettagliare bene l'acronimo. Ecco, non so se lo vuoi fare tu o se vuoi passare la parola ad Amerigo, come preferite. Però adesso sono tutti pronti con la penna e prendono nota di queste lettere e del loro significato. D'accordo. Va bene, certamente. Allora, questo acronimo vuole in qualche modo non unire delle discipline e metterle in fila, ma invece proprio farle convergere e vedere le integrazioni possibili che ci sono. E quindi, come dicevo, ogni lettera indica un ambito disciplinare. La S sta per scienze, la T per tecnologie, la E per ingegneria, inteso come in inglese engineering, la A invece indica le arti, l'arte e le discipline umanistiche, e la M invece la matematica. Quindi in questo senso, anche per la pronuncia, se si vuole dire l'inglese si può dire come STEAM, altrimenti possiamo pronunciarlo come STEM. Grazie mille Amerigo da parte dei ragazzi, ai quali adesso è chiaro l'acronimo. Ecco, passo nuovamente la parola alle maestre per qualche aggiunta, qualche rilancio, qualche sottolineatura di quello che avete sentito dai nostri esperti, quindi prego Cristina De Negri. No, volevo solamente dire che mi ritrovo in quello che è stato detto.
in tutti i punti che sono stati toccati, il discorso di educare, di interdisciplinarità, di fusione fra competenze, di collaborazione, di connessione e di agire, e anche il discorso che è stato fatto sul valorizzare tutte le capacità che ogni individuo ha, per cui queste attività STEM diventano anche, secondo me, un modo per l'inclusione, cioè per far partecipi tutti i ragazzi, anche quelli che normalmente magari non sono tanto amanti o della matematica o dell'italiano, eccetera, comunque si sentono valorizzati all'interno di queste attività. Poi rifacendomi a un discorso che è stato fatto in un altro intervento, un po' come Bruno Munari, anche noi distruggiamo, nel senso che poi, penso anche la mia collega, quando il robottino è stato costruito bisogna distruggerlo, però abbiamo la possibilità di condividerlo grazie alla tecnologia, nel senso che magari attraverso delle foto, dei video, possiamo condividere quello che è stato fatto. E quindi la tecnologia, come si diceva prima, è uno strumento che ci viene in aiuto. E quello che noi abbiamo cercato come istituto, ma anche personalmente, di fare è sempre quello di utilizzare tecnologie e applicazioni aperte, cioè dove i ragazzi possono dare di loro, cioè anche sempre in un altro intervento si parlava del fatto che i ragazzi di fronte ai videogiochi diventano passivi e stanno lì ore e ore e quindi non sviluppano una certa parte della loro capacità intellettuale, eccetera. Però se noi facciamo capire ai ragazzi che ci sono delle applicazioni, delle attività che si possono fare con la tecnologia, dove loro sono attivi e loro producono del materiale, questo secondo me è un punto a favore della tecnologia, che magari viene un po' vista anche come una cosa non positiva da parte di qualcuno, insomma. Quindi dobbiamo cercare questo. Io ho un'esperienza con una ragazzina che praticamente quando vede delle attività fatte con qualsiasi applicazione, lei a casa riprova, entra in quel sito, rifà, riprova, programma, ad esempio con Scratch, e questo è positivo perché vuol dire che si pone di fronte a un esempio, poi ce ne sono anche altre, si pone di fronte alla tecnologia in modo attivo e non passivo. Esattamente, e questo è molto interessante perché spesso noi tendiamo ad avere un approccio un po' o bianco o nero su queste cose, quindi o ci perdiamo e li lasciamo in qualche maniera fagocitare dalle tecnologie, oppure la tecnologia è il male. Invece un approccio attivo è la chiave, però questo approccio attivo richiede la presenza vigile, attenta e competente di adulti che sappiano avere lo sguardo adeguato. Ne parleremo fra l'altro anche rispetto alla televisione questo pomeriggio, quindi lei ci ha dato il gancio per invitare i nostri spettatori a partecipare anche a questi incontri. Certamente sì. Grazie Cristina De Negri. Anche Donatella Collodel ha delle aggiunte o delle considerazioni rispetto a quanto abbiamo ascoltato? Sì, volevo appunto dire che sono d'accordo con quello che diceva la dottoressa Rainero, il fatto che quando già i nostri studenti sono bombardati da tantissime informazioni e conoscenze, quindi attraverso la rete i contenuti si possono subito andare a recuperare, e quello che noi dobbiamo dare agli alunni è proprio ai ragazzi sono le competenze che sono competenze complesse, perché tipo le competenze riflessive, di ragionamento, le argomentative, che sono molto utili proprio perché loro si possono inserire anche in un contesto extrascolastico e un futuro contesto lavorativo. E il fatto appunto che si riesca ad attivare questi processi mentali che gli aiutino a risolvere dei problemi sempre più complessi, questo sicuramente è un valore aggiunto che dovrebbe essere dato dalla scuola, perché le conoscenze, appunto, quello che dicevo, sono recuperabili adesso in modo molto semplice, veloce, immediato. Però quello che mancano sono proprio le competenze, e la scuola, attraverso tutta una serie di metodologie che dovrebbero essere integrate al curricolo scolastico, dovrebbe fornire agli studenti. Grazie, molto interessante. E poi io vorrei fare una sottolineatura, perché tra le righe arriva da tutti voi quattro, che avete esperienze dirette, le maestre le hanno testimoniate, ma anche Sandra e Amerigo lavorano anche direttamente spesso con le classi, con i ragazzi. Vorrei fare questa sottolineatura a beneficio di tutti gli educatori, genitori, insegnanti che ci ascoltano. Cambia anche il nostro modo di vivere l'insegnamento, perché un insegnante che lavora in questo modo a sua volta
si diverte, impara, apprende e la motivazione sale, cresce moltissimo. Ecco, spesso e volentieri le professioni educative o caratterizzate dalla relazione con l'altro, le forme d'aiuto possono essere frustranti, faticose, ci possono essere dei cali di motivazione nel tempo. E invece questo tipo di approcci è costantemente capace di rinverdire anche la nostra motivazione, la nostra partecipazione e, come ci ha detto qualche altro relatore, farci continuare a rimanere molto giovani e molto a lungo. Ecco, quindi su questo vi chiederei un commento anche, perché si percepisce dalle righe, ma io vorrei farvelo dire, quanto vi divertite anche voi a fare questo tipo a utilizzare questo tipo di approccio, così? Tantissimo, perché appunto il ruolo dell'insegnante è diverso, non è più l'insegnante che giudica, ma l'insegnante che aiuta magari con delle domande, stimoli eccetera, ed è molto più semplice anche gestire la lezione all'interno della classe, perché e poi la soddisfazione sono proprio sono i ragazzi, l'entusiasmo che hanno i ragazzi e anche la possibilità, come ho visto anch'io, proprio sperimentato, come diceva prima la mia collega, il fatto che questo insegnamento-apprendimento venga iniziato subito quando sono piccoli, questo gli aiuta moltissimo. Infatti io ho appunto delle alunne che poi hanno intrapreso delle discipline scientifiche quando sono andate all'università e questo alla fine è una grande soddisfazione che possiamo avere noi insegnanti. Prego. Concordo con quanto detto dalla mia collega, è una grande soddisfazione e, come dicevo prima, è anche un modo per far vivere la scuola non come un luogo dove si viene solamente giudicati, ma un luogo dove si può produrre, dare del nostro e comunque alla fine un risultato lo si ottiene. E quindi questo è importante anche proprio perché continuino poi, che non ci sia dispersione scolastica. E questo è importantissimo anche per questo. Esattamente, è fondamentale perché l'abbiamo commentato spesso, io continuo a fare dei richiami perché si stanno veramente realizzando dei fili rossi che legano i nostri relatori, ecco, perché spesso e volentieri si tende a cercare di intervenire sul danno, sul problema, sul disagio, a recuperare la regola, a recuperare la motivazione, ad aggiustare quello che non va. Invece tutto questo approccio permette di creare le precondizioni per la salute, volendo utilizzare un termine molto più ampio, perché anche nell'apprendimento c'è una forma naturalmente di salute. E quindi lavorare sui fattori protettivi, sulla motivazione, ci fa abbassare tutta la fatica che dobbiamo fare dopo per recuperare, aggiustare, eccetera, eccetera. Ecco, quindi grazie anche per questa testimonianza personale su come voi a vostra volta ve la vivete, perché questo è anche un segnale di ottimismo e di speranza ad uso di tutti quelli tra noi che fanno gli educatori, gli insegnanti, che sono genitori o che avvertono, anche se con ruoli differenti, il loro compito educativo. Su questo vorrei un commento finale anche dai nostri relatori Sandra Rainero e Amerigo Zanetti, che ringraziamo per essere stati con noi, con tutta la loro competenza anche comunicativa, e quindi diteci qualcosa, se volete, di personale su quanto voi stessi ricevete da queste modalità e da questo approccio, se vi va. Comincio io, io dico sempre, io faccio molta formazione o educazione non formale, così imparo, okay? Così mi tengo aggiornata, quindi per me ogni esperienza di conduzione, di momenti di apprendimento, di educazione con i ragazzi, lavoro molto sia con i ragazzi all'interno delle scuole, ovviamente negli ultimi anni è stato difficile, però organizziamo momenti educativi extrascolastici e una cosa che mi fa tenere molto giovane è il fatto che i ragazzi riescono sempre a sorprendermi, sempre, e quindi io ho grande fiducia nei giovani e anche nel fatto che è importante proprio far emergere da loro. Molto spesso diciamo non sono capaci, dobbiamo dire cosa fare, no, non è così, mi sorprendono sempre. Quindi l'ultima cosa che volevo dire era brave le maestre, bravissime, continuate così. Amerigo, se vuoi. Sì, mi accodo anche ai ringraziamenti perché, come dicevo, vedere degli esempi concreti è la cosa migliore e al tempo stesso una cosa che posso dire, essendo anche
educatore alla teatralità, sicuramente questo tipo di approcci permette alle ragazze e ragazzi di essere attori protagonisti del proprio apprendimento e quindi a sviluppare l'autonomia e soprattutto anche a imparare a navigare in una società sempre più interconnessa e quindi sempre più complessa. Oggigiorno è insomma visibile a tutti quanto sia difficile riuscire ad interpretare con chiarezza quello che succede nelle nostre comunità e nel mondo, e quindi quello che io vedo poi nel lavorare nel implementare progetti come questo, quanto sia importante lasciare andare la nostra resistenza al cambiamento, pensare sempre proprio di cercare, no, di aprirci, di continuare ad imparare, quindi grazie a questi tipi di progetti veramente riusciamo a far emergere la creatività innata, sia in noi che negli altri, e poi direi in questo modo anche piano piano proseguendo con i cicli scolastici, anche in qualche modo facilitare l'orientamento dei ragazzi, perché facendo qualcosa di concreto riescono a comprendere anche meglio quali sono i propri talenti, che possono essere gestione di gruppi oppure talenti più pratici, più manuali, e al tempo stesso anche proprio direi equilibrare dal punto di vista dei percorsi anche in qualche modo il bilanciamento che poi, leggendo anche insomma di recente, non c'è a livello universitario, dove troviamo che la percentuale più alta di laureati sono ragazze, sono donne, però nell'ambito ad esempio STEM si riduce tantissimo e sono solo una minoranza. Invece se fin da piccoli riusciamo a fare dei progetti, degli approcci di questo tipo qui, riusciamo anche in qualche modo a influenzare un cambiamento culturale in cui l'accessibilità a tutti i tipi di discipline e anche un approccio in cui immaginiamo di più il futuro arrivi veramente a tutti, perché sappiamo, lo stiamo già vedendo, che in pratica i nostri ragazzi che vanno a scuola ora faranno dei lavori che magari adesso noi non possiamo neanche immaginare. Certamente, quindi un investimento reale anche sul futuro. Grazie Amerigo, grazie Sandra, ringrazio ancora una volta le maestre che sono venute a trovarci con la loro testimonianza e il loro entusiasmo, e do a tutti voi appuntamento per i prossimi incontri di questa quarta giornata del nostro Festival Educhiamoci. Alle 15 parleremo di pratica psicomotoria o couturier, parleremo di televisione, la televisione che fa bene anche in senso educativo perché esiste, alle ore 17:30, e poi questa sera alle ore 20:30 avremo un incontro con Alberto Pellai. Quindi vi invitiamo a rimanere in contatto con noi, ad utilizzare i social del Comune di Vittorio Veneto, quindi la pagina Facebook e il canale YouTube, e a consultare il nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Un ringraziamento ancora all'amministrazione comunale che sta sostenendo e promuovendo questo evento, e a tutti voi che partecipate. Buona giornata, ci rivediamo nel pomeriggio.